siamo qua in rappresentanza di un magazine che si chiama Total Free Magazine su Facebook. Total Free Magazine? Sì, ok. Allora io volevo farti un paio di domande. Innanzitutto, che cosa ne pensi di Marco Baldini? Marco Baldini? Sì. È un mio amico, un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo che si gioca le palle in tutti i posti. Marco Baldini, non so se gli danno in mano il tesoro che abbiamo noi in Italia, lui lo fa fuori in 3 giorni, però mi piace, la sua mentalità mi piace, capisci? Lui rimane sempre senza soldo, meglio di lui, chi cazzo lo frega davanti, nessuno, di dietro lo fregano a lui. Senti, a Casa Sanremo ci hai lasciato un altro tipo di dichiarazione, però andiamo avanti. Che cosa stai facendo adesso? Anzi, senti, spiegaci una cosa, ma perché ti avevano mandato via dalla radio? No, non è vero, perché il popolo, siccome è ignorante, il popolo è anormale e grazie a loro noi guadagniamo un sacco di soldi. Io so 30 anni che lavoro a Radio 105 e facevamo lo zoo prima, io, Fausto Renzi e Palladini. Poi 15 anni fa mi disse ma solo facciamo lo zoo e l'abbiamo fatto per 14 anni. Poi sono andato all'Isola dei Famosi e ho detto basta, non voglio fare più perché sono sempre quelle parole, capisci? Adesso ho fatto 3 anni io Ilenio di trasmissione bellissima, ai datori di lavoro di Leone, ma stai facendo il secondo zoo, sto facendo un'altra trasmissione e faccio anche lo zoo, le scenette e le puntate così. Non posso fare sempre lo zoo 30 anni, mi sono rotto un cazzo. Senti, un'altra domanda, che cosa ne pensi di tutti questi concorsi tipo quelli che fanno a Casa Sanremo? Non è vero niente, sono tutte fesserie, sono tutte cazzate, anche X Factor se tu lo giri o lo rigiri è sempre una cazzata, vedi, vincono un anno, vince uno e poi il giorno dopo non si vede più, non si sa che cazzo, che mestiere farà, non so, sono tutte cacchiate, sono tutte cavolate, per far diventare scema ai giovani, vedi che se ne vanno 30-40 mila persone che si iscrivono a fare queste cose qua, ma non è vero niente, non esiste più Venditti, Cocciante, Baglione, Renato Zero, non esistono più, figuriamoci questi cose, capito? Voglio dire, anche quelli che vengono fuori durano 3 giorni, 4 giorni, a meno che stanno in grembo la Maria De Filippo e Maria De Filippo li tiene sempre in piedi. Dai telelettori di Total Magazine, da Leone di Lerio, un carissimo saluto, andate a fare. Ti ho accennato prima, noi siamo di un magazine di Facebook che si chiama Total Free Magazine. Stai già registrando? Sì, sto già registrando. Allora, senti, cosa ne pensi di tutti questi giornalisti, diciamo, semi-improvvisati? No, io non parlerei mai di giornalisti semi-improvvisati, diciamo che ci sono aspiranti giornalisti che è giusto che facciano la loro parte di gavetta prima di avere il cosiddetto tesserino che li consacra giornalisti professionisti. È una gavetta obbligata, l'abbiamo fatta tutti, non ci vedo proprio nulla di male, anzi, ben vengano, si alimenta di più la categoria. Ma non pensi, tu pensi veramente che il tesserino sia così importante? No, il tesserino diciamo che è la fine del percorso. Come quando uno studia per diventare avvocato, poi prende l'abilitazione d'avvocato e lo consacra come tale. Quindi diciamo che avere la tessera professionale dopo aver superato il famoso esame di Stato sia la giusta conclusione di un percorso che è iniziato in maniera volenterosa e un po' dilettantesca e quindi avere l'imprimatur da professionista lo fa crescere ancora di più. Senti, allora ti do una brutta notizia, noi di nessuno degli appartenenti di Total Free Magazine ha un tesserino da giornalista. Però posso garantirvi che siete migliori di tanti giornalisti col tesserino che conosco. Grazie, allora ci fai un grosso saluto? Un grosso saluto, un grosso augurio e benvenuti nella categoria, ok? Grazie. Ciao.